Il pericolo di un ritorno della Mala del Brenta, già denunciato dall'ex procuratore antimafia del Chiripolito, è assolutamente reale, secondo l'ex boss Felice Maniero, che lancia l'allarme nell'intervista esclusiva a Sabrina Tomè per i quotidiani del gruppo Finegil. Dall'epoca della scomparsa della mia banda è rimasto qualche batterio, sostiene, che col tempo è proliferato e si è rafforzato sempre di più. In tempi recenti sono usciti di prigione quasi tutti i mestrini, personaggi di grande spessore, per questo è avvenuto uno spostamento di comando sulla terraferma veneziana delle operazioni illecite più importanti, mentre il Brenta è tornato a essere solo un fiume. Questa nuova criminalità, secondo Maniero, sarebbe l'ideale testa di ponte per infiltrazioni della Camorra e dell''ndrangheta sul territorio veneto. Già ai miei tempi i mestrini erano intimi con queste organizzazioni, rivela l'ex boss, quando la Commissione antimafia parla di sottovalutazione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose in Veneto, ha ragione da vendere. Timori confermati anche dall'Osservatorio per la legalità del Consiglio regionale. La presenza quotidiana delle mafie è dimostrata dai fatti agghiaccianti anche degli ultimi giorni che dimostrano una rete organizzata su livelli locali, regionali, nazionali, internazionali. Il 21 marzo, in occasione della giornata in ricordo delle vittime della mafia, il Consiglio regionale ospiterà circa 600 studenti da tutte le scuole del Veneto che saranno chiamati a presentare le loro riflessioni e le loro esperienze in tema di legalità. Contro questa organizzazione c'è bisogno di una risposta forte da parte delle istituzioni e c'è bisogno di mettere a punto azioni concrete che vadano a colpire alla base questa diffusione del fenomeno mafioso dentro i gangli produttivi, culturali, sociali della nostra realtà del Veneto.